Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Allora, 200.000 euro Già. per la palestra danneggiata dalla grandinata. Beh, non Sì, sono pochi. è una buona notizia. Come sapete, appunto, i primi di agosto abbiamo avuto questa eccezionale grandinata che ha danneggiato tanti immobili. I danni più importanti per quanto riguarda gli immobili comunali sono proprio quelli alla palestra, sia la copertura completamente danneggiata, sia di conseguenza il parquet interno, quindi la pavimentazione. Abbiamo richiesto l'accesso ai fondi per l'edilizia scolastica, quelli appunto per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, perché ovviamente la palestra è palestra della scuola, delle scuole di Bannia, è palestra finalizzata all'attività didattica e a maggior ragione in quest'ultimo anno scolastico anche al prescuola proprio per seguire la normativa Covid. Abbiamo fatto richiesta il 12 di agosto, il 23 avevamo già la risposta, 200.000 euro, quindi il massimo concedibile, ci consentirà di coprire tutte le opere appunto per realizzare, tutti i costi delle opere per realizzare la nuova copertura e la pavimentazione interna. Abbiamo dovuto aggiungere 25.000 euro come costi di progettazione, ma semplicemente mi viene da dire perché non erano Certo. oggetto di bando. I lavori dovrebbero ultimarsi, proprio anche per rispettare le richieste del bando stesso, entro la fine dell'anno, quindi questa è un'altra buona notizia. Beh, lavorate alla grande a Fiume Veneto, non c'è dubbio, perché non è facile, attenzione, non è facile avere i soldi e metterli immediatamente a far sì, e metterli a frutto. Gli uffici devono correre, lo sanno, lo fanno, sono molto impegnati in questo. Jessica Canton, il sindaco di Fiume Veneto, la ringrazio a voi che ci